Il Licata supera 1-0 il Montelepre al Don Pino Puglisi di Cortiglia Presti San Lorenzo nella 12ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Salgono a 9 i punti di vantaggio sulle inseguitrici, in particolare sul Marsala che ha pareggiato. Licata subito propositivo, prima con un tiro a cross di Privitera sul fondo e poi con un colpo di testa centrale di Esposito. Il gol vittoria arriva al 16°, la Piana riceve da Manfrè e fa partire un gran tiro. Sulla traiettoria però c'è una leggera deviazione di Manfrè, il gol è suo. Il Montelepre si affaccia nell'area avversaria, non c'è rigore su Cerniglia per Gyurka di Torino, poi Capitan Lindner non trova la porta, Manfrè sfiora la doppietta rovesciata, da lì il Montelepre si fa più pericoloso, con un tiro insidioso di Bertella, Mazzolla si tuffa, poi Lindner si dispera sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo Ferraro calcia a lato, il Licata prova a chiuderla con la punizione di Flores respinta da Chimento, alle stelle invece quella di Borgognone. Occasione grossa, quella di Micchi al debutto in gialloblu, ma finisce 1-0 con il Montelepre alla quarta sconfitta nelle ultime 5. Il Licata può andare in fuga. Ci sarà il Castellammare al Dino Liotta per i giallorossi, trasferta a San Vitolo Capo.